Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Oggi apriamo la puntata parlando di un progetto unico nel Veneto dal nome LIVE, Learning in Venezia. Ne parliamo con il presidente del Centro Edili di Venezia, Cristiano Perale. Un progetto molto innovativo, il nome LIVE è un acronimo, è Learning in Venice, è un progetto di formazione in cui andiamo a invitare i nostri studenti a toccare con mano che cosa vuol dire lavorare in sicurezza, quindi niente più solo formazione didattica, ma anche formazione pratica in un ambiente ad alto rischio, quindi lavorazioni in quota, spazi confinati, con simulazione anche del rischio vero e proprio, quindi quello di dover lavorare in assenza di visibilità o in presenza di gas pericolosi, quindi potendo simulare il recupero di un ferito o di attrezzature importanti. Il Centro Edili Venezia è promotore di questo progetto, è l'ente di formazione del sistema delle costruzioni, un ente bilaterale, quindi governato dall'Associazione Costruttori, che io rappresento quale presidente, l'ANCE di Venezia, e le sigle sindacali del sistema delle costruzioni, quindi CGIL, SISL e UIL. Ho incontrato per voi anche Giulio Agnoletto, che è vicepresidente di CEVA, e poi l'abbiamo voluto chiedere l'esperienza di LIVE nasce con quale obiettivo, ma soprattutto chi potrà fruire di questo progetto formativo. Questa formazione è dedicata indubbiamente a tutti coloro che rivestono un ruolo nel mondo delle costruzioni, ma è aperta a tutte quelle figure professionali che vogliono migliorare, vogliono aggiornare la loro formazione professionale, considerando appunto le attività che abbiamo messo in campo e che riguardano le lavorazioni in quota, spazi confinati, quindi una serie di misure volte anche a favorire le esperienze su questo settore. La sicurezza nel mondo del lavoro è fondamentale, è un tema che abbiamo affrontato insieme a Pietro De Angelis, che è segretario regionale della FENEAL UIL Veneto, al quale abbiamo chiesto quanto un progetto di formazione dedicato alla sicurezza potrà essere utile per migliorare il quotidiano dei lavoratori in edilizia. Come è noto, purtroppo il settore delle costruzioni e dell'edilizia, insieme a quello dell'agricoltura, è uno dei settori più colpiti dagli infortuni. Il progetto che stiamo appunto per vedere, per visionare, ha qualcosa diciamo così, di innovativo rispetto ai soliti corsi di formazione che attraverso i nostri enti bilaterali, le nostre scuole edili noi facciamo in giro per tutto il paese e in particolare in Veneto, perché appunto coniuga l'aspetto della sicurezza all'aspetto dell'innovazione tecnologica. Si chiama Emanuela Sacchet, coordinatrice del Centro Edili Venezia, che ha vissuto in prima persona questa esperienza assolutamente unica. Le abbiamo voluto chiedere com'è stata proprio l'esperienza in alta quota e perché ha scelto proprio di essere lei la testimonial di questo importante evento di apertura di LIVE Learning in Venezia. Ho voluto sperimentare in prima persona perché me l'hanno chiesto e io ho detto subito di sì, primo perché era una cosa che non avevo mai fatto e poi perché parte da me il buon esempio, credo, per tutti quanti, e perché comunque vorrei riuscire a trasmettere a chi viene ai corsi l'emozione e anche quello che succede veramente e anche convincerli che forse questa cosa merita un'esperienza. Lo SPISAL sicuramente ha un ruolo importante, è un organo di controllo, ma soprattutto ha l'obiettivo con il suo lavoro di evitare molti problemi che possono sorgere, problemi di sicurezza nei cantieri. In particolare abbiamo voluto chiedere a Cipriano Bortolato dello SPISAL di Venezia se un progetto come quello di LIVE può essere importante, ma soprattutto gli abbiamo chiesto come dovrebbe cambiare l'edilizia. Direi che è fondamentale fare formazione ai lavoratori, la formazione è chiaro come misura di controllo del rischio, ha un suo rilievo, quando è fatta bene diventa importantissima. L'edilizia deve fare ancora molti passi in avanti, siamo sulla buona strada, serve un impegno di tutti e tra questi tutti non solo chi appartiene al mondo del lavoro, le imprese, i professionisti, ma anche dei committenti che sono il principale soggetto che deve avere attenzione alle questioni di salute e sicurezza sul lavoro. L'edilizia è un mercato che sta cambiando e deve cambiare. In che modo? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Salmistrari, che è presidente di ANCE Venezia.
L'edilizia deve necessariamente cambiare, è un settore comunque che ha bisogno di innovare, lo sforzo appunto dell'ANCE è quello di formare i propri dipendenti, operai, tecnici sempre di più a tecniche nuove, a attenzione all'ambiente, tutto il mondo del green, del digitale. Ormai stiamo cambiando anche noi, pur essendo un settore storicamente un po' più, non uso la parola arretrato perché sarebbe sbagliato, ma un po' più tradizionalista. E al presidente di ANCE Venezia, Giovanni Salmistrari, abbiamo anche voluto chiedere se il famoso super bonus 110% potrà aiutare in questo momento il settore dell'edilizia. Sicuramente il 110% è una grossissima opportunità che trovo che sia leggermente, come sempre nel nostro ordinamento, complicato, molto burocratizzato, molte carte da fare che creano un po' di preoccupazione. Noi stiamo cercando di avere un tavolo proprio metropolitano che mi ha dato, mio malgrado, il sottosegretario Fraccaro, il coordinamento di questo tavolo metropolitano per il 110% con tutti gli ordini professionali, gli artigiani, gli amministratori di condominio, proprio per avere un dialogo diretto col Ministero dove poniamo alcune questioni particolari della nostra area metropolitana. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con il lavoro a 360 gradi. Rispetto alla carta, gli schermi digitali emettono luce e quindi riflessi e possibili abbagliamenti. Spesso questo genera dei disturbi e per alleviarli si consiglia di seguire la regola del 20-20-20. 20 secondi di pausa ogni 20 minuti guardando a 20 piedi di distanza, che sono 6 metri. Tale regola però può non bastare, serve una correzione più adatta a queste nuove esigenze. La nostra soluzione per il benessere visivo è la lente monofocale evoluta Sync di Oya, che aiuta a ridurre e prevenire l'affaticamento visivo digitale. Consente una visione ottimale da lontano e presenta una zona potenziata nella parte inferiore per la visione da vicino. Parliamo e approfondiamo il tema del bonus, super bonus 110% grazie a Fiorenzo Furlani, presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Verona, che ha realizzato qualche settimana fa un convegno importante dedicato a questo tema. Un convegno quando ancora si poteva fare in presenza e in sicurezza, che ci ha dato degli spunti interessanti anche per i cittadini. Quindi capiamo quali sono i vantaggi e soprattutto se può essere una buona occasione per i cittadini, ma soprattutto per far ripartire il mercato. Abbiamo messo in campo questo convegno formativo Super Bonus 110% perché è uno strumento interessante, valido, ma molto complesso nella reale attuazione. Ci saranno possibilità di poter avere interventi a costo zero, ma non è sempre così. Non sarà sempre così, bisogna vedere caso per caso. È un'opportunità per rinnovare il costruito esistente? È un'occasione per poter rinnovare il proprio patrimonio edilizio, specificando bene attualmente a destinazione residenziale. Abbiamo un'altissima percentuale di edifici vetusti, un po' meno vetusti, da recuperare, riqualificare, rivalorizzare, utilizzando, usufruendo di queste agevolazioni fiscali e determinando così un miglior comfort delle nostre abitazioni. Moderatore ma anche protagonista di questo importante incontro organizzato dal Collegio di Verona anche il notaio Paolo Broccoli, al quale abbiamo chiesto come ci si può orientare, ma soprattutto come si può, grazie alla formazione, dipanare tanti dubbi, e poi abbiamo voluto chiedere anche quale sarà il ruolo dei notai. Il ruolo del notaio è quello di dare consulenza alle persone nel cercare di costruire delle operazioni che possono consentire di creare i presupposti per poter accedere al super bonus. Quindi sicuramente non è un ruolo centrale rispetto ad altri professionisti, ma sicuramente è un ruolo che può consentire di utilizzare gli strumenti giuridici, ad esempio per poter creare un condominio quando un condominio non esiste, tramite una serie di operazioni giuridiche che consentono quindi poi alle parti di poter accedere ai benefici fiscali del super bonus. In generale comunque noi siamo dei consulenti delle famiglie da sempre e quindi dare un consiglio anche sulla possibilità di accedere ai benefici fiscali è sicuramente nel nostro ruolo.
Un approccio multidisciplinare, sicuramente coesione tra i professionisti, può essere la chiave vincente per rilanciare l'edilizia. Questa è una domanda che abbiamo posto sempre al notaio Paolo Broccoli. L'edilizia è il pilastro fondamentale dell'economia italiana e anche adesso noi stiamo vedendo che moltissimi italiani stanno investendo nel patrimonio immobiliare, quindi c'è una forte dinamicità del mercato immobiliare e siamo convinti che questo strumento, se funzionerà, sicuramente creerà un grande volano per il mercato immobiliare, quindi sicuramente sì. Notai e geometri, un rapporto consolidato, ne parliamo sempre con Paolo Broccoli, moderatore di questo importante incontro Superbonus 110. Le nostre professioni sono sinergiche e quindi loro di solito intercettano per primi gli interessi delle persone e quindi lavorando insieme riusciamo sicuramente a realizzare meglio gli interessi delle famiglie. Ospite anche Nicola Forte, dottore commercialista, parliamo delle famose luci e ombre di questo Superbonus 110 e soprattutto quali sono i vantaggi e le criticità per i cittadini. Vantaggi: effettivamente si possono fare operazioni molto interessanti a costo zero, no? Ovviamente a costo zero vuol dire che non posso pensare a ogni intervento nella mia abitazione. Deve trattarsi di interventi finalizzati a migliorare la resa energetica dell'edificio, a migliorare le strutture. Altra cosa è fare una ristrutturazione dell'appartamento. Quindi nel primo caso ho un recupero dell'imposta addirittura del 110%, il che vuol dire che l'intervento mi costa praticamente zero. Qual è la criticità? È che per maturare questo 110% io devo pagare. Quindi devo avere una liquidità disponibile, però poi abbiamo dei meccanismi molto interessanti, lo sconto in fattura, la cessione del credito. Se riusciamo a mettere in piedi questo circuito virtuoso, allora effettivamente si riuscirà a creare un circolo virtuoso di questi crediti che girano e i benefici potranno essere veramente tanti. Ma i cittadini a chi dovrebbero rivolgersi per avere chiarezza? Ma qui dobbiamo partire da un presupposto, che questa è una norma, è un'opportunità che coinvolge tante professionalità. Pensare che un dottore commercialista, un geometra, un altro tecnico possono camminare autonomamente, questo ce lo possiamo dimenticare, perché il dottore commercialista deve interagire con il tecnico con il dottore commercialista. Quindi il suggerimento che posso dare a chiunque voglia avvicinarsi di in qualche modo rivolgersi non a un professionista ma a una piccola squadra, un piccolo team, magari potrà essere suggerito anche dal primo professionista di fiducia, ma qui sono tante professionalità coinvolte sul campo, quindi sicuramente questo è un aspetto molto molto importante e delicato. Si complica ancora di più il Superbonus 110% nel momento in cui si possono incontrare anche degli abusi. Ne abbiamo parlato insieme a Giovanni Uderzo, che è esperto di edilizia e di urbanistica. Il tema un po' l'abbiamo nella maggior parte degli edifici che sono stati costruiti negli anni 50, 60, 70. Direi che la maggior parte non è perfettamente regolare e quindi il tema rimane sempre d'attualità. Non c'è stato colpo di spugna, una piccola sanatoria per questi immobili ante 77 come si auspicava. Sono state introdotte delle facilitazioni, ma come vedremo al convegno non sono proprio sufficienti. Quindi ci sarà per i geometri un lavoro da fare attento rispetto appunto a queste piccole irregolarità che si ritrovano. Siamo in chiusura anche questa settimana del lavoro a 360 gradi. Prima di salutarvi voglio ricordarvi il nostro sito www.lavoro-360.it, dove potete rivedere tutte le puntate della trasmissione e le interviste che abbiamo realizzato anche questa settimana. Io vi saluto e vi do appuntamento puntuali anche la settimana prossima con Elisa Tagliani e il lavoro a 360 gradi.